C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati. Nella nostra pinacoteca della città Tosio Martinengo è conservata questa adorazione della reliquia della Santa Croce con i santi Faustino e Giovita, opera di Alessandro Moretto, e dopo il nostro proverbio in dialetto. Lo stendardo delle Sante Croci, eseguito da Moretto per la Compagnia delle Sante Croci, aveva sede presso il Duomo. Nella parte superiore i santi Faustino e Giovita appaiono inginocchiati su una coltre di nubi, rappresentati in atto di adorare la reliquia della Santa Croce. Nella parte sottostante un gruppo di prelati, tra i quali il vescovo Mattia Ugoni, probabile committente dell'opera, assistono all'apparizione. I colori smaglianti delle vesti dei devoti, ritratti con precisione fisionomica, e la simmetria con la quale essi vengono disposti dimostrano il forte contatto tra Moretto e la pittura veneziana del tempo. Bene, ben ritrovati. Sentite il proverbio di oggi: per amor dei gnoc saleca po la bazza. Questo qualcuno di voi sicuramente lo conosce. Chissà se lo conoscono pure i commensali del ristorante pizzeria Self Service Il Grillo Verde al centro commerciale Iper Simpli in via Valle Camonica. Niente. No, per amore, però non so dirti altro. Dei gnoc. Le gnocchi sarà. Gnocchi, bravo, saleca po' la bazza però forse. Si lecca a barba. A barba. La signora Gisella. Lei è di Brescia, Gisella? Sì, del lago. Del lago di Iseo o lago Lago di Garda. Sì, lago di Garda. Forse questo è facile, è abbastanza famoso. Per amor dei gnoc saleca po' la bazza. Per amore dei gnocchi si lecca anche la pentola. Ecco, brava Gisella, ma che significato ha? Quando si ha fame. Quindi per lei Gisella ha un significato legato al cibo? Ovviamente. No, dai. Anche però, Anche, ovviamente, anche. Bisogna pensare magari all'epoca in cui il fidanzato andava a chiedere la mano della figlia. Sì. Succedeva anche così. Magari scroccava anche un piatto di gnocchi. Bisognava fare quello che diceva il futuro suocero o suocera e obbedire, portare la figlia in palmo di mano. Quindi era questo il legame. E trattarla bene, se no legnate. Per amore dei gnocchi si lecca anche la pentola. Bravo Roberto, vede che lei si è gustato uno squisito. Che cos'era questo? Pasta con spinaci e ricotta. Pasta con spinaci, e qua si parla di gnoc. Per amor dei gnoc saleca po' la basa. Posso chiederle se lei è sposato, fidanzato? Sono sposato, sì. Quindi anche lei probabilmente non ricorda, ma un tempo andò alle Calabasgia. Era Murde e lei si ricorda quando insomma ha dovuto fare le presentazioni in casa di lei? Altri tempi, memoria corta. Non saprei. Secondo me pure lei l'ha leccata la base all'epoca. Perché qua stiamo andando su un terreno minato. Per amor dei gnoc saleca po' la base. È un po' simile a quello di ieri, non si offendano le suocere all'ascolto, ovvero per amore dei gnocchi, che è la figlia, saleca po' la base, si lecca anche la bacinella, il contenitore dei gnocchi, che è la mamma la suocera, ci siamo capiti. E quindi il corteggiamento alla suocera, come abbiamo detto ieri, è d'obbligo per arrivare con più facilità alla mano della figlia. Simpatico, grazie, alla prossima!